dell'incontro, il primo arbitro è il signor Bertossa Riccardo, il secondo arbitro Nassiz Eleonora, segnapunti Marchiol Chiara. In battuta le padrone di casa con Alessia Brumat, ottima ricezione per 90 che si appoggia alla banda, ottima copertura, azione che prosegue, andiamo sempre in banda per 90, molto attenta alla difesa delle padrone di casa, altro pallonetto, stavolta va a segno la numero 9 Gomiero con un bel pallonetto in lungolinea su cui Brumat non riesce. Battuta profonda, ben tenuta da Brumat, si affida in banda per Snidero, ben tenuta a muro, di nuovo Gomiero in banda, molto attenta la difesa delle padrone di casa, viene ravveduto un fallo a rete per 90 e siamo sul punteggio di 1 pari. Ricezione in difficoltà per 90, costretto ad appoggiare solo un bagger. Brumat si appoggia in banda di nuovo per Snidero che viene ben tenuta in difesa. Ottima attenzione su questo ottimo colpo in diagonale di Gomiero, stavolta però le ospiti passano al centro con la gamba lunga Federica. Muro di 90 e chiude la strada su questa qua. Siamo sul punteggio di 2 a 4 a favore delle ospiti, sempre in battuta sul centrale, gamba lunga. Ottima ricezione di Urbinati, si appoggia di nuovo a Nardini che stavolta trova un pallonetto ma è attenta alla difesa. Altro pallonetto ben tenuto in autocopertura da Snidero, Cicolini da seconda linea viene tenuta, altra ottima difesa di Urbinati, ottimo attacco di Cicolini ma la difesa di 90 è molto attenta. Stavolta si ripropone in primo tempo Daniela Nardini ma è attento il centrale che risponde a sua volta con un pallonetto a segno, un po' disattenta in questa azione la difesa. Battuta sempre gamba lunga per 90 sul punteggio di 2 a 5. Battuta lunga
in difficoltà Urbinati sulla zona di conflitto con Brumat, altro 90, appoggio di Cicolini e stavolta trova la soluzione in attacco Snidero con un bel mani fuori, punteggio di 3-5 e va proprio lei in battuta. Battuta profonda in difficoltà, la ricezione di 90, ace per le padrone di casa che si rifanno sotto 4-5. Battuta sempre Beatrice Snidero, stavolta la sua battuta si ferma purtroppo sul nastro, 4-6. In battuta per le ospiti l'opposto Morgia Lucia. Battuta morbida, ben tenuta ricezione da Snidero. Viene chiamata in causa nuovamente in fast sull'attacco, cerca un attacco lungo e tiene un punto. Daniela Nardini in battuta esce dalla linea laterale del campo, questa battuta di nuovo doppio vantaggio per le ospiti. In battuta con la numero 6 Zanguio e Elisa Maria. Battuta, altro turno in battuta che esce, altro errore in battuta stavolta per le ospiti. Di nuovo -1 per le padrone di casa in battuta con la regista Pezzotti. Ricezione ben tenuta, si affida dietro in fast al suo centrale 90, ma viene ben tenuta in difesa da Tamburino e Pezzotti si affida dietro a Cicolini che chiude un bel colpo verso posto 6. Parità, 7 pari. In difficoltà la ricezione di 90, palla staccata, ben attenta Tamburino su questo in diagonale. Cicolini viene contenuta a muro, Gomiero può solo piazzare il colpo di lama, Tamburino è ben attenta. Tenuta a muro, Brumat non passa. Cambia stavolta, sceglie la pipe come soluzione su Beatrice Snidero che esce dalla linea laterale di posto 1. In vantaggio le ospiti 7-8 in battuta con la centrale Pastorello Valentina. Ben tenuta la ricezione di Urbinati, Pezzotti si affida a Cicolini da posto 4 che viene difesa, le ospiti appoggiano solo la palla, Pezzotti stavolta va al centro, ben tenuto a muro, palla piazzata un po' in difficoltà, stavolta la difesa di Snidero, altro colpo piazzato, stavolta Cicolini è attenta, Snidero chiude un po' troppo il colpo e trova il muro della centrale gamba lunga che le chiude la strada. Di nuovo doppio vantaggio per le ospiti 7-9. Battuta sempre Pastorello, stavolta Urbinati attenta, Pezzotti va dietro da Brumat, viene aiutata in questo caso dal nastro della rete, la palla cade poco dietro il muro ed è punto. 8-9 ed è proprio Brumatti in battuta. Battuta che esce abbondantemente dalla linea di fondo campo.
In battuta per le ospiti la regista col numero 18 Marina Simona. La ricezione di Urbinati è un po' abbondante e Pezzotti in seconda linea commette fallo cercando di recuperare la palla e sul punteggio di 8-11 la panchina della Iop Group decide di chiamare time out. Rientrano in campo i sestetti. In battuta sempre la regista delle ospiti. In difficoltà Snidero sulla ricezione, può solo appoggiare in bagger di là. Si affida dietro al suo opposto che gioca sulle mani di Snidero, nulla può fare Urbinati su questo colpo in attacco dell'opposto. Massimo vantaggio delle ospiti 8-12. Urbinati stavolta tiene la ricezione, Pezzotti si affida dietro a Cicolini che con muro 1 chiude un ottimo colpo in parallela. 9-12. In battuta per le padrone di casa Grego Laura. Altra battuta abbondantemente fuori dalla linea di fondo campo. 9-13 in battuta per le ospiti col numero 9 Gomiero Irene. Brumat tiene ricezione, Pezzotti si affida dietro a Cicolini ma viene ben tenuta in copertura questo pallonetto, l'alzata non era delle migliori, 90 può solo appoggiare di là. Snidero viene tenuta a muro, ottimo muro di Nardini che blocca la strada in questa pipe, ottime difese su entrambi i campi, muri molto attenti, altro tocco a muro, stavolta Snidero viene lasciata a muro a 1. Pezzotti si affida di nuovo dietro a Cicolini, sempre tenuta a muro, stavolta viene chiamata Gomiero in pipe ma Pezzotti attenta. Purtroppo l'azione finisce con un tentativo di Beatrice Snidero di tenere vivo questo pallone ma purtroppo finisce ad appoggiarsi sulla rete dando così il 14° punto per 90 Vicentina. Battuta sempre Gomiero. La palla cade davanti a Brumat che è in difficoltà, possono solo appoggiare di là la palla ma non va a buon fine la combinazione di 90 al centro per la tensione a muro di Daniela Nardini. Doppio campo per le padrone di casa, esce Cicolini ed entra Bortot, esce davanti Pezzotti ed entra come opposto col numero 2 Bovolo. Ottimo muro stavolta di Snidero sull'opposto di 90. 11-14 in battuta sempre Bortot. Tenuta la ricezione di Gomiero, attento il muro di Nardini e Bovolo, una serie di
tocchino. Snidero viene tenuto in difesa, un po' abbondante la difesa di Noventa e ne approfitta Daniela Nardini. Di prima intenzione chiude la palla. 12-14. La Job Group Forum Iuli Udine Volley si rifà sotto. Altra battuta profonda di Bortot, tiene bene Gomiero, molto attenta a Tamborino su questo attacco dal centro di Noventa. E Snidero cambia colpo e passa sulla parallela, ottimo colpo sul lungolinea. -1 per le padrone di casa, 13-14. In battuta sempre Bortot. Time out per la panchina di Noventa. Andiamo a presentare anche i due staff delle squadre. Per Noventa Vicentina, primo allenatore Gemo Andrea, secondo allenatore Rampazzo Stefano. Mentre per le padrone di casa, primo allenatore Leone Pasqualino, secondo allenatore della Maria Carlo, scoutman Falomo Mattia e dirigente in panchina Cappelletti Simone. Rientrano in campo le squadre dopo questo time out chiamato da Noventa sul punteggio di 13-14, in battuta sempre per la Job Group Bortot. Battuta tenuta in ricezione, Noventa si affida al suo opposto che gioca con le mani del muro di Snidero, prova Tamborino a intervenire ma non ce la fa. 13-15 in battuta per le ospiti con il numero 13 Gambalonga Federica. Urbinati tiene la battuta, Snidero cambia attacco ma Gomiero attento anche il muro di nuovo di Noventa su questo attacco di Snidero. Bovolo prova a cambiare colpo, direzione d'attacco, ma esce leggermente questo attacco in diagonale stretta. +3 per Noventa, in battuta sempre con la centrale Gambalonga. Snidero in ricezione, Bortot cerca una 7, non riuscita con Nardini, ma è attenta a Bovolo, ben attento il muro di Bovolo. Ottimo attacco, dopo l'ottima tenuta a muro di Bovolo sull'opposto di Noventa viene proprio chiamata in causa da Bortot e trova questo bel colpo sul mani fuori. In battuta per le padrone di casa Beatrice Snidero. Cercano la soluzione in primo tempo, Noventa forse l'alzata era leggermente bassa e la palla si insacca sulla rete. -1, 15-16, in battuta sempre Snidero. Va a cercare sempre in ricezione della banda di prima linea, si appoggia dietro il suo posto, trova un colpo in diagonale sulla zona di conflitto tra posto 1 e posto 2. Cambio nelle file, esce Snidero ed entra Elena Colonnello. In battuta per Noventa si appresta l'opposto Morgia Lucia. Scende, interviene su questa ricezione Daniela Nardini. Colonnello alza questa palla per Brumat che passa sopra le mani del muro trovando l'angolino di posto 1 scoperto. Bel colpo in attacco. In battuta Daniela Nardini. Ricezione di Gomiero leggermente staccata, si va in banda da Zanguio che trova mani fuori, che esce veramente di poco dalla linea laterale. Di nuovo doppio vantaggio per le ospiti, 16-18. E in battuta va proprio Zanguio che ha appena concluso questo mani fuori.
Ottima ricezione del colonnello. Bortot va in banda da Brumat che passa tranquillamente sul muro di 90. Si va a chiudere nel frattempo il cambio, il doppio cambio. Rientrano Cicolini e Pezzotti per Bortot e Bovolo. Pezzotti, battuta un po' abbondante la ricezione, ma riesce a tenere la regista di 90 a dare questa bella palla. Posto 4 per Gomiero che trova questo colpo profondo. Tamborino prova a intervenire ma non ce la fa. Battuta per le ospiti, la centrale Pastorello. In difficoltà Urbinati, colonnello da palla Bromat che può solo appoggiare in bagger di là. Si propone con questa fase in cui Pezzotti interviene e la tiene viva, altra fase, cambia il colpo in attacco, si appoggia stavolta in banda per Gomiero. Urbinati c'era arrivata ma purtroppo la palla scappa e Brumato non riesce a tenere vivo il pallone. Sul punteggio di 17-20 coach Pasqualino Leone chiama time out. Rientrano in campo i sestetti, punteggio di 17-20 a favore delle ospiti, battuta sempre con Pastorello. Tiene Urbinati in ricezione, Pezzotti va dietro da Brumat che trova questo bel colpo in diagonale, prova a intervenire Morza in difesa ma non tiene. Ed è proprio Brumat che va al servizio. Si chiude anche il cambio tra Colonnello e Snidero. Rientra in campo Beatrice Snidero. In difficoltà un po' la ricezione di Gomiero che viene chiamata in causa per l'attacco che può solo appoggiare. Pasticcio anche un po' dal lato delle padrone di casa. Ne approfitta Gomiero, trova uno spazio fra la mano esterna del muro e l'asta e mette giù questo pallone sul lungolinea. 18-21. Battuta la regista dei 90, Urbinati tiene, Pezzotti si affida a Snidero che viene tenuta a muro, Pezzotti cambia, va dietro da Cicolini, anche lei tenuta a muro. Chiude l'azione con questo colpo in diagonale stretta all'opposto di 90. (18-22) a favore delle ospiti, in battuta sempre con la regista. In difficoltà stavolta in ricezione Snidero, Cicolini viene di nuovo toccata a muro, si va in 4 da Gomiero che piazza il colpo ma Pezzotti attenta. Urbinati va dietro da Cicolini che viene tenuta in difesa, cambia colpo in attacco, l'opposto di 90 ma la palla esce senza essere toccata da nessuno. 19-22 in battuta col numero 15 Grego Laura. Ottima ricezione di 90 che si affida dietro
al suo posto, ma è attenta a Brumat. Si va da un posto all'altro, ma al muro di 90 è attento e chiude la strada a Cicolini. 19-23. Battuta per le ospiti col numero 9 Gomiero. Battuta a cercare Snidero, è in difficoltà, ne approfitta Murgia che chiude il colpo. Primo set point per le ospiti. In battuta sempre con Gomiero. Palla tocca il nastro, la ricezione possono solo appoggiare di là e ne approfitta 90 che chiude questo primo set su 19-25. Rientrano in campo i sestetti per questo secondo set. Sestetti invariati per entrambe le formazioni. Prima battuta è affidata all'opposto di 90. Urbinati tiene ricezione, Pezzotti va da Snidero che viene tenuta a muro ma è attenta in autocopertura, può solo rigiocare in bagger di là. Si affida dietro al suo posto ma Brumat è attenta. In 4 da Gomiero, Brumat fuori posizione smanaccia su questo intervento e la palla cade. Primo punto a favore delle ospiti.
sempre in battuta con la regista col numero 18 Marini Simona. Tutta a cercare Urbinati. Pezzotti si affida dietro a Cicolini che viene tenuta a muro. Attenta Pezzotti in copertura, di nuovo da Cicolini. Cerca il colpo lungo ma viene chiamata fuori. Battuta sempre Marini. Palla corta, Brumata attenta, Pezzotti va in 4 da Snidero. Colpo lungo profondo tra 6 e 5, punto. Battuta per la Youth Group Forum Iuli Udine Volley, Grego Laura. Battuta in difficoltà la ricezione di Zanguio, possono solo appoggiare in bagger le ospiti. Pezzotti si affida a Nardini ma è attento il muro. Gomiero cerca una diagonale stretta ma il colpo è un po' troppo lungo. 2 pari. Battuta sempre Grego. Zanguio riceve, Marini va in posto 4 da Murgia che chiedeva un tocco muro che l'arbitro non vede, quindi la palla esce lateralmente. Vantaggio per le padrone di casa, 3-2. Sempre Grego in battuta, Zanguio riceve, Marini va dietro da Gomiero, tenuta in difesa da Pezzotti. Cambia stavolta la soluzione in attacco, Murgia spinge questo pallonetto lungo verso il posto 1 dove la difesa di Udine non arriva. Ed è proprio per le ospiti in battuta Gomiero. Battuta che scende, attenta alla ricezione di Brumat, Pezzotti va dietro a Cicolini che viene ben tenuta da Gomiero, ma possono appoggiare solo in bagger. Urbinati da palla a Pezzotti che chiama di nuovo in causa Cicolini, bel colpo in lungolinea per lei. 4-3. Battuta Pezzotti, scusate, Cicolini. Battuta su Zanguio che viene chiamata in causa in attacco, chiedono un tocco a muro. L'arbitro ribadisce che la palla era out. Battuta sempre Cicolini. Ottima la ricezione per 90. Zanguio trova questo colpo in diagonale stretta tra Tamborino e Snidero. Nessuno delle due riesce a intervenire. Sempre vantaggio per le padrone di casa, 5-4. Battuta per 90 al centrale, gamba lunga. Ottima ricezione di Brumacci, Colini va dietro da Nardini in fast con muro 1, trova questo ottimo colpo in diagonale. 6-4. Battuta Beatrice Snidero. Ricezione di Gomiero,
si affida dietro un fast per Pastorello che trova appunto in pallonetto. In battuta per le ospiti l'opposto Morgia. Snidero tiene bene ricezione, Pezzotti si affida a Brumat, ottimo colpo in diagonale verso posto 5. Di nuovo più 2 per le padrone di casa, 7-5 battuta da Nardini. Tiene la ricezione di Gomiero, si affida di nuovo in fast a Pastorello, cambia colpo dopo il pallonetto di prima, trova questo colpo lungo verso posto 1. Battuta per l'Ipag col numero 6 Zanguio. Palla corta, Snidero in difficoltà, nessuno interviene, la palla cade. 7 pari. Battuta Zanguio, cercava la linea laterale verso posto 1, Urbinatti segue la palla che esce. 8-7 per Udine, battuta Pezzotti. Palla scappa via questa battuta di Pezzotti abbondantemente lunga fuori da posto 5. 8 pali in battuta Pastorello per l'Ipag. Ottima ricezione di Urbinatti, Pezzotti si affida dietro a Brumat che viene tenuta in difesa da Pastorello, può appoggiare solo in bagger Murgia. Grego viene tenuta a muro, colpo di seconda del palleggiatore dell'Ipag, ben tenuto da Pezzotti, ma Brumat può solo appoggiare in bagger. Pastorello dà questa palla a Murgia che viene tenuta in difesa, Pezzotti si affida a Ciccolini che chiude con questo bel colpo in diagonale. Aveva provato a intervenire Pastorello, ma in battuta Brumat. Ricezione di Zanguio in difficoltà, possono solo appoggiare in bagger. Ottimo appoggio, Pezzotti chiama in causa Ciccolini che viene tenuta in difesa, attacco in pipe di Zanguio, la difesa di Pezzotti viene rimandata di nuovo nel campo di 90 che appoggiano solo in bagger. Appoggio un po' abbondante che Pezzotti sistema per Grego che viene tenuto a muro, di nuovo Zanguio in pipe, tenuta in difesa da Pezzotti. Tamborino va da Ciccolini ma viene tenuta da Zanguio. Cambia Murgia con questo pallonetto ma Tamborino è attenta, non cade nessun pallone sui due campi, ottime difese su entrambi i lati. Snidero stavolta cambia il colpo, cerca la mano esterna del muro, bel colpo per lei, mani fuori. 10-8, azione lunghissima quella che abbiamo appena visto, ottime difese su tutti e due i campi. Battuta sempre Brumat. Battuta su Gomiero che riceve altro colpo di seconda della regista dell'Ipag, c'era arrivata a Pezzotti ma la palla è scappata via. 10-9 ed è proprio la regista dell'Ipag 90 in battuta.
Battuta che scappa via lunga fuori dalla linea di fondo campo. 11-9. In battuta Grego. Tiene Zanguio in ricezione, Marini va dietro da Gomiero, tenuta in difesa da Cicolini. Beatrice Snidero su questo appoggio di Brumat senza paura tira. Bel punto per lei. Sempre Grego in battuta, Gomiero in ricezione, Marini va da Murgia, toccata a muro, Brumat tiene, Pezzotti si affida dietro a Cicolini, cercava forse le mani alte del muro ma la palla le scappa via alta e lunga fuori dal campo. 12-10 in battuta Gomiero per la 90 Vicentina. Brumat da questa ricezione a Pezzotti su Nardini che viene tenuta a muro. Bel muro questo di Snidero e Nardini su Murgia. 13-10. Battuta Cicolini. Zanguio tiene, Gomiero la chiama in attacco, trova questo colpo profondo sulla quale si danno un po' fastidio in difesa sia Tamborino che Snidero e la palla scappa via. 13-11. In difficoltà Snidero, interviene Cicolini, Brumat può solo appoggiare la palla di là. Marini va in banda da Gomiero che appoggia da Zanguio che appoggia la palla sul muro, ma nessuna delle sue compagne interviene. Punto per la Job Group. 14-11 in battuta Snidero. Gomiero in ricezione, Marini va dietro da Pastorello in fast, ma Nardini attenta. Da un centrale all'altro, stavolta Nardini voleva il primo tempo, ma Pastorello era lì pronta a tenerla. E le chiude la strada. 14-12. Cambio nelle file di 90, esce Murgia ed entra col numero 5 Leonardi. Doppio cambio quindi anche per le ospiti. Esce la pareggiatrice col numero 18 ed entra col numero 16 battuta della neoentrata Leonardi, si ferma a metà della rete. 15-12 in battuta Nardini. Battuta corta per lei, Zanguio è attenta. Primo tempo vincente per 90 con Pastorello. Battuta per l'Ipag, Zanguio. Palla esce dalla linea di fondo campo, Urbinati segue e lascia scorrere la palla. 16-13 in battuta Pezzotti. Si affida Leonardi alla neoentrata
col numero 16 Bisoffi Sharon, colpo in diagonale, primo punto per lei. 16-14 in battuta Pastorello. Urbinatti tiene in ricezione Pezzotti, va da Cicolini in posto 4, viene tenuta in difesa da Zanguio, si va da un posto 4 all'altro Gomiero, ma viene tenuta in difesa. Altro colpo di Cicolini tenuto in difesa. Snidero dà questa palla a Brumat che appoggia sulle mani del muro, ma purtroppo non c'era nessuna compagna pronta a sottocoprire. 16-15 si rifà sotto l'Ipag, meno 1 per loro, battuta sempre Pastorello. Battuta su Urbinatti, Pezzotti si affida dietro a Brumat, cerca questo colpo corto ma viene tenuto, pallonetto tenuto in difesa da Pezzotti, Cicolini viene difesa da Zanguio, Gomiero stavolta cozza contro il muro ben composto di Brumat e Grego. 17-15 con Brumat al servizio. Battuta su Zanguio leggermente abbondante, Leonardi va dietro da Bisoffi che appoggia come può nel campo di Udine, Snidero viene tenuta a muro, Gomiero piazza questo colpo in diagonale su cui Snidero c'era arrivata, ma né Pezzotti né Tamborino riescono a recuperare la palla. 17-16, di nuovo meno 1 per l'Ipag. Viene chiamato di nuovo il doppio cambio, si chiude, quindi per le ospiti rientrano Marini e Murgia. Ed è proprio la regista delle ospiti Marini in battuta. Brumat un po' in difficoltà, Urbinatti dà questa palla a Snidero che chiude un po' troppo il colpo e incozza sul muro ben composto dell'Ipag. 17 pari. Battuta sempre la regista Marini. Urbinatti abbonda un po' la ricezione, viene chiamato fallo di seconda linea, Pezzotti è in seconda linea, è andata a contrasto muro. 17-18 sorpasso per le ospiti e giustamente la panchina dell'Udine Volley chiama time out. Entrano in campo i sestetti, battuta sempre le ospiti sul punteggio di 17-18, sempre la regista Marini. In difficoltà Brumat, Pezzotti si affida a Snidero che viene difesa su questo bel colpo in parallela, Cicolini incozza sul muro di Gomiero e gamba lunga, doppio sorpasso. 17-19. Battuta ancora Marini.
Tiene Urbinati in ricezione, Pezzotti stavolta cambia su Grego, la difesa di Zanguio abbondante, Ciccolini non se lo fa dire due volte e chiude questo rigore. 18-19, battuta Grego. Tiene Zanguio, Marini va in banda da Murgia, attento il muro di Ciccolini, Nardini si cambia, si va dietro da Gomiero in posto 2 ma viene tenuto in difesa. Ottimo colpo di Ciccolini, ma è attenta Zanguio dietro in difesa. Gomiero cambia, cerca un colpo corto, ma Grego è attenta. Beatrice Snidero cambia, trova un piccolo pertugio sul lungolinea, bel colpo, bel attacco per lei. 19 pari. In battuta di nuovo Grego. In ricezione Lunardi, Marini si affida in 4 per Murgia che possono attaccare pensando il colpo. Altro intervento difensivo di Lunardi su questo attacco di Snidero, possono solo appoggiare la palla al bagger di là. Pezzotti chiama di nuovo in causa Ciccolini, bell'attacco in parallela questo per l'opposta dell'Udine Volley. 20-19 più 1 per le padrone di casa. Time out chiamato da Lipag Volley sul punteggio di 20-19 a favore delle padrone di casa. Rientrano in campo i sestetti per questo finale di secondo set, in battuta sempre Grego. Zanguio tiene ricezione, Marini va in posto 4 da Murgia, ben tenuta in difesa da Grego. Snidero viene tenuta da Lunardi. Marini chiama Zanguio in pipe ma è attenta a Pezzotti. Grego dà questa palla a Snidero, cercava il lungolinea ma è attenta a Zanguio. Murgia lascia scendere il pallone e trova il muro invece attento di Ciccolini e Nardini che le chiudono la strada. 21-19. Battuta ancora Grego, muore sulla rete purtroppo la battuta di Grego. 21-19. In battuta per le ospiti col numero 9 Gomiero. Ricezione Brumat, Pezzotti va dietro da Ciccolini, cambia il pallonetto ma c'è Murgia. Ottima questa combinazione, chiama in causa Marini, Gomiero in pipe, bel colpo verso posto 1 per lei. Pari 21. Nuovo Gomiero su Brumat, Pezzotti va in 4 da Snidero, cercava colpo in diagonale, la palla esce. Time out chiamato dalla panchina delle padrone di casa. 21-22.
Sestetti di nuovo in campo, sempre Gomiero in battuta, stavolta cerca posto 1, attenta Urbinatti. Pezzotti va da Ciccolini, bel colpo questo in diagonale, Marini aveva provato a difendere ma la palla era forte. Doppio cambio nelle file dell'Udine Volley. Esce Ciccolini ed entra Bertotto, esce Pezzotti ed entra Bovolo. Ed è proprio Bertotto in battuta su questo finale di set. Lunardi tiene, Marini si affida in 4 a Zanguio, la palla però si ferma sulla rete. 23-22. Viene chiamato time out da 90. 23-22 per la IOP Group Forum Iuli Udine Volley. Entrano in campo i Sestetti, Bortot in battuta. Gomiero in ricezione, Marini chiama gamba lunga su questa 7. Aveva provato a intervenire Tamborino ma la palla le scappa via. 23 pari ed è proprio gamba lunga in battuta. Chiede Slidero, Bortot va da Bovolo, bel colpo in mani fuori su Murgia e Pastorello. 24-23, primo set point per il padrone di casa, in battuta Snidero. Tiene Gomiero in ricezione, Marini va in posto 4 da Zanguio, trova solo il muro di Bovolo, bel colpo in mani fuori per lei. 24 pari, battuta per 90, numero 7 Morgia. Buona la ricezione di Brumat, Bortot va dietro da Bovolo, bel colpo questo verso posto 1 di Bovolo. 25-24, altro set point per le padrone di casa, battuta Nardini. Battuta corta, Lunardi tiene, Marini si affida dietro a Pastorello che viene tenuta in difesa, va a segno invece questo bel colpo in diagonale di Bovolo. 26-24, 1 pari.
Rientrano in campo i sestetti per questa terza frazione di gioco, sestetti invariati su entrambi i campi. Battuta questo set inizierà Brumat per le padrone di casa. Battuta che colpisce Gomiero, Lunardi le dà palla. Gomiero chiude troppo il colpo, la palla si ferma sul naso della rete. Primo punto a favore della Udine Volley. Battuta sempre Brumat su Gomiero, in difficoltà in ricezione Marini le dà la palla. Attenta Tamborino su questo attacco in diagonale di Gomiero. La palla ferma il nastro ferma la palla di Snidero. Gomiero appoggia sul muro di Cicolini e Grego. Tamborino ottiene in ricezione, Snidero cambia, trova questo bel colpo lungo e profondo verso il posto 6. 2-0. Battuta sempre Brumat. Zanguio tiene ricezione, Marini si affida a gamba lunga con questa fast chiusa lunga verso posto 5 posto 6. De Marini in battuta per le ospiti sul punteggio di 2-1. Urbinati in difficoltà in ricezione, Pezzotti cerca di aggiustare questa ricezione ma le viene fischiata infrazione. 2 pari. Marini sempre in battuta, Urbinati, ricezione staccata che Pezzotti aggiusta in bagger, Snidero viene tenuto a muro, gamba lunga viene tenuta in difesa da Urbinati. Brumat dà palla a Snidero che può solo appoggiare, Grego chiude di prima intenzione, Gomiero sbaglia, abbondante il suo attacco. 3-2 in battuta Grego. Palla che mette in difficoltà Zanguio, Murgia viene ben tenuta a muro da Cicolini e Nardini. 4-2. Battuta sempre Grego. Lunardi in difficoltà, Marini da palla Gomiero che può appoggiare solo in bagger. Cicolini si trova in difficoltà su questa palla facile. Zanguio appoggia per Marini che dà a Murgia. Cambia poi Marini sull'alzata successiva, si affida da posto 2 a Gomiero che spinge questo pallonetto verso posto 5. 4-3 in battuta Gomiero. Brumat tiene la battuta di Gomiero, Pezzotti si affida dietro Cicolini, viene difesa da Gomiero, Marini va in 4 da Zanguio, ben tenuta a mura da Nardini. Gomiero non può attaccare questa alzata che le veniva data da Marini, bel colpo di Snidero sul muro di Morgia e gamba lunga.
Doppio vantaggio per le padrone di casa, 5-3 in battuta Cicolini. Zanguio in ricezione, Marini si affida dietro da posto 2 al suo posto Morgia. L'attacco però è fuori. Altra battuta di Cicolini, Lunardi abbonda un po' con la ricezione ma Marini riesce a tenere. Viene tenuto a muro Snidero. 4 da Zanguia, bella difesa di Snidero. Pezzotti va dietro a Cicolini. Muro attento di gamba longa e Zanguia chiudono la strada a Cicolini, 6-4. Viene chiamato un cambio, esce con il numero 7 Morgia ed entra con il numero 16 Bisoffi Sharon. Snidero riceve, Pezzotti si affida dietro in fassa, Nardini ben tenuta in difesa da Marini. Zanguio viene tenuto a muro da Snidero e Nardini. Bisoffi appoggia questo pallone su cui Urbinati attenta. Brumat abbonda sull'appoggio e Snidero può solo dare attacco in bagger. Bella combinazione questa per l'Ipag. Bel colpo in diagonale da posto 2 di Zanguio. (6-5) a favore sempre delle padrone di casa, in battuta per le ospiti gamba longa. Ricezione un po' abbondante di Brumat, Pezzotti aggiusta per Cicolini. Attento il muro di Bisoffi e Passorello. 6 pari. Battuta sempre gamba longa. Bella la ricezione di Brumat, permette così a Pezzotti di giocare a questa palla veloce con Nardini dietro. Bel colpo questo di Daniela. 7-6. Battuta Snidero. Gomiero in ricezione, Marini prova questo primo tempo un po' basso con Pastorello che cerca di aggiustare ma Daniela è attenta a muro. 8-6. Sempre Snidero in battuta, Nardi tiene, Marini si appoggia a Bisoffi. È out il suo colpo lungo verso posto 1. Esce dall'angolino del campo. 9-6 più 3. Battuta sempre Snidero. Tiene la ricezione di Lunardi, Marini chiama Gomiero in pipe ma attenta a Daniela. Pezzotti va da Brumat. Mani fuori. 10-6 più 4. Battuta ancora Snidero su Bisoffi. Marini va in 4 da Zanguio, ben attenta, Tamborino, Pezzotti da palla a Brumat. Tenuta in difesa, altro colpo di Brumat ma tocca l'asta la palla.
15-7. Battuta Bisoffi per l'Ipag. Tieni a Beatrice Snidero. Pezzotti va dietro da Daniela che viene tenuta in difesa, ma possono solo appoggiare in bagger. Altro attacco di Daniela. Pasticciano un po' nel campo di 90 le ragazze, ne approfitta Daniela. 11-7. Ed è proprio lei che va in battuta. Nardi in ricezione, Marini va dietro in fasa, Pastorello. Brumat non si fa trovare, impreparata, mentre è impreparata la difesa di 90 che chiama time out. 12-7 più 5. Rientrano in campo Sestetti 12-7 per la Udine Volley, in battuta Daniela Nardini. Gomiero in ricezione, Zanguio può solo appoggiare il pallonetto, ma attenta Cicolini. Bel colpo di Brumat sopra il muro. Gomiero c'era arrivata ma non è riuscita a tenere viva la palla. 13-7. Cambio nelle file di 90, esce la regista Marini ed entra col numero 5 un'altra palleggiatrice, Leonardi. In battuta sempre Nardini. Zanguio appoggia solo sulle mani del muro. Bisoffi viene fermato il suo attacco dal nastro. Brumat tira, ma Lunardi attenta. Bel colpo questo di Zanguio. Era intervenuta Daniela ma non è riuscita a tenere. 13-8. Battuta per l'Ipag, volley Zanguio. Battuta corta, Snidero si fa trovare pronta, Pezzotti va da Brumat, viene tenuta a muro. Di nuovo Brumat cambia, ma Gomiero attenta. Leonardi chiama in pipe Zanguio, appoggia la palla. 13-9. Battuta sempre Zanguio. Battuta corta, Urbinati in difficoltà. Pezzotti cerca di aggiustare, Snidero lascia scendere troppo il pallone, la palla si insacca sulla rete. 13-10. Battuta sempre Zanguio. Altra battuta corta, stavolta Urbinati precisa, Pezzotti va da Brumat. Bel mani fuori questo di Brumat.
14-10. Battuta Pezzotti. Gomiero in ricezione, Leonardi la chiama ma è tenta tamborino su questo diagonale di Gomiero. Pezzotti va dietro da Cicolini ma Gomiero e Pastorello fanno buona guardia e le chiudono la strada. 14-11. In battuta Pastorello. Tiene Brumat, Pezzotti va da Cicolini che viene tenuta in difesa. Bel colpo questo di Alessia, ma complimenti a Urbinati per aver dato questa bella palla a Brumat da attaccare. Ed è Brumat dopo questo bel colpo in attacco che va a servire per la propria squadra. Purtroppo la battuta si ferma a rete. 15-12. Battuta per 90 la regista Leonardi. Rumato in ricezione, Pezzotti va in 4 da Snidero, bel colpo. Zanguio ci aveva messo il braccio ma questo bel colpo di Snidero va a punto. 16-12 in battuta Grego. Palla corta su Gomiero che riceve, Leonardi la chiama in attacco, buona guardia Muro Snidero e Nardini. Pezzotti va da Snidero, cambia nuovamente colpo, stavolta sceglie colpo in diagonale, ottima soluzione in attacco. 17-12. Sempre Grego in battuta, muore purtroppo la sua battuta sulla rete. 17-13. Battuta per le ospiti Gomiero. Altra battuta che finisce sul nastro. 18-13. Battuta Cicolini. Zanguio in ricezione, Leonardi chiama gamba longa, tacco lungo e profondo che va a segno. Beh, proprio gamba longa che si appresta a servire per la propria squadra. Ottima ricezione di Brumat, Pezzotti va dentro da Nardini. C'era arrivata a muro Bisoffi ma la palla poi tocca l'asta. Punto per la Udine Volley. 19-14 in battuta Beatrice Snidero. Bisoffi in ricezione viene chiamata da Leonardi, attenta alla difesa di Pezzotti, bel colpo di palleggiatore in seconda, giustamente si scaldano gli animi perché c'era un fallo da chiamare. Pasticcia su questo tocco. 19-15.
In battuta sempre Bisoffi. Attenta la copertura di 90. Tocco di seconda di Pezzotti. Leonardi chiama Pastorello, ma è attento il muro di Nardini. Pezzotti si affida a Brumat. Attenta alla copertura di Rubinati. Di nuovo Brumat cambia colpo, però la palla esce di pochissimo. 19-16. Battuta di nuovo Bisoffi. Un po' abbondante la ricezione di Snidero. Pezzotti risolve con un colpo di seconda intenzione. 20-16. Time out chiamato da 90. Punteggio di 20-16 a favore delle padrone di casa. Rientrano in campo i sestetti a questo finale di terzo set in battuta a Nardini. Palla su Bisoffi che riceve, Leonardi chiama Zanguio, è attenta a Snidero in ricezione, Pezzotti aggiusta la palla per Brumat, bel colpo sulle mani alte di Brumat, il muro di Pastorello e Leonardi esce abbondantemente fuori dalla linea di fondo campo. 21-16. Sempre Nardini in battuta. Cambia battuta, palla corta, Lunardi attenta, Leonardi si affida a Zanguio ma è attento il muro. Gomiero va da Bisoffi, ben tenuta da Snidero, Pezzotti aggiusta per Brumat. Sulle mani del muro. Difesa abbondante, Grego ne approfitta e chiude il muro. 22-16. Battuta ancora Nardini. Battuta su Leonardi. Leonardi chiama Pastorello in pass. C'era Cicolini, ma la palla scappa. Punto per 90, 22-17. Cambio per 90, esce col numero 12 Pastorello, entra col numero 2 Montanaro. Battuta per le ospiti Zanguio. Tiene la ricezione di Snidero, Pezzotti va in 4 da Brumat, bel colpo, passa sulle mani del muro di Leonardi. 23-17. Battuta Pezzotti. 23-17. Palla corta, Gomiero tiene ricezione, Leonardi la chiama in attacco, è attenta Tamborino. Pezzotti va dietro da Cicolini. Scappa la difesa di Zanguio, Bisoffi cerca di intervenire. 24-17, set point per le padrone di casa. In battuta sempre Pezzotti. Miero in ricezione, viene chiamata a Montanaro,
su questa palla veloce dietro, non irresistibile, ma spiazza la difesa di Pezzotti. 24-18 ed è proprio Montanari in battuta. Montanaro lungo su Robinati. Pezzotti sistema la palla per Cicolini che viene tenuta a muro. Montanaro in difesa. Viene chiamata gamba lunga in fast, ma è attenta alla difesa di Udine. Cicolini cambia. Si va in 4 da Gomiero, ma Snider ottiene. Cicolini tenuta ancora da Gomiero, si va dietro da Bisoffi. Era riuscita a intervenire a Pezzotti, ma la palla era troppo bassa per permettere l'intervento delle proprie compagne. 24-19. Viene chiamato time out. 24-19. Rientrano in campo i sestetti. Punteggio di 24-19, ancora 7 point per Udine. Montanaro per 90 in battuta. Tiene Brumat, Pezzotti si affida in 4 a Cicolini che piazza un pallonetto ma è tenuta da Bisoffi. Gomiero viene tenuta a muro, di nuovo chiamata in causa. Ottima difesa di Urbinati. Pezzotti va da Cicolini, altro intervento di Urbinati. È molto attento il muro di 90, infatti Udine fa fatica a passare. Brumat cambia ma è attenta a Zanguio in difesa. Altrettanto di qua Brumat su questo pallonetto di Gomiero. Chiude Cicolini questo scambio lungo con questo ottimo attacco lungo profondo verso posto 6. 25-19, 2-1 per Udine Volley.
Esteti rientrati in campo per questo quarto set. Ripartono le stesse formazioni di inizio terzo set per entrambe le squadre. Battuta rientrata nel frattempo per 90 l'opposto Morgia ed è proprio lei in battuta. Brumat, ricezione, Pezzotti si affida a Snidero, Gomiero è attenta ma non riesce a tenere abbastanza alta la palla perché possano intervenire le sue compagne. 1-0 per Udine Volley. Battuta Grego. Gomiero in ricezione, Leonardi chiama Pastorello, attenta Brumat su questo pallonetto, Grego può solo appoggiare di là, Gomiero va, altra palla piazzata di Gomiero ma Pezzotti attenta, Nardini alza per Cicolini, è chiamato un fallo a rete per 90. Battuta sempre Grego, 2-0 per la Iop Group. Gomiero in ricezione, Leonardi va da Bisoffi, passa con questo colpo sulla mano esterna del muro di Daniela, un po' scomposto. 2-1 ed è proprio Bisoffi in battuta. Palla che esce abbondantemente dalla linea di fondo campo. 3-1. In battuta Cicolini. Su Gomiero, ricezione abbondante, Leonardi tocca di seconda. Viene tenuta a muro Nardini. Colpo alto invece di Cicolini che viene tenuta. Esce questo attacco di Pastorello. Errore in attacco per le ospiti. 4-1. Sempre in battuta Cicolini. Gomiero in ricezione, Leonardi si affida a Morgia in pipe, cade questo pallonetto. Un po' di disattenzione su questa azione in difesa. Battuta per le ospiti Pastorello. Difficoltà a Snidero, Urbinati da palla a Snidero, viene tenuta da gamba lunga in autocopertura, si va da Gomiero, attenta di nuovo Urbinati, Pezzotti va di nuovo da Snidero che cambia colpo in attacco, Gomiero piazza il colpo lungo, esce di pochissimo fuori dalla linea di fondo campo, posto 6. 5-2, battuta Snidero. Fortunata questa battuta di Snidero, cozza contro il nastro ma cade sfiorando la rete nel campo di 90 dove nessuno può intervenire. 6-2, sempre Snidero in battuta. Bisoffi in ricezione, Leonardi chiama Gambalonga che trova questo attacco lungo verso posto 1, la difesa della Iop Group era un po' corta e ne approfitta Gambalonga. 6-3, battuta per l'Ipag, la regista, con il numero 5 Leonardi Erika.
Battuta che scende, Urbinati in difficoltà, Pezzotti aggiusta per Brumat. Colpo lungo in 6. Rimane ferma la difesa sia di Bisoffi che di Lunardi. 7-3 in battuta Nardini. Tiene Leonardi va dietro da Gomiero che spinge questo palleggio che mette in difficoltà la difesa della Job Group. 7-4 ed è proprio Gomiero in battuta. Battuta corta su Brumat. Pezzotti chiama Cicolini in pipe, Lunardi è attenta, Leonardi recupera, Gomiero piazza la palla ma è Beatrice Snidero è attenta. Pezzotti va da Brumat che cercava le mani alte del muro ma la palla passa abbondantemente sopra il muro. 7-5, sempre Gomiero in battuta. Battuta corta su Snidero, Pezzotti va in 4 da Brumat, tenuta da Lunardi. Leonardi chiama in pipe Gomiero e attenta a Urbinati. Pezzotti va dietro in posto 1 da Cicolini, bel colpo sulla parallela. C'era Lunardi ma l'attacco era veramente potente di Cicolini. 8-5, battuta Pezzotti. Battuta su Bisoffi, Leonardi va dietro da Morgia. È chiamato un fallo di invasione. 8-6. Battuta per 90, gamba longa. Ricezione Snidero, Pezzotti va dietro da Brumat. Lascia scendere questo colpo. 8-7. Sempre gamba longa in battuta. Snidero, Pezzotti va dietro da Brumat che piazza questo colpo ma è attenta a Gomiero. Bisoffi gioca con le mani del muro ma Urbinati è attenta. Pezzotti adesso va da Cicolini in 4 che gioca con le mani di Morgia e Pastorello. 9-7. Battuta Brumat. Ricezione di Gomiero, Leonardi va dietro da Morgia, Pezzotti attenta, tamborino da palla a Cicolini. Viene chiesto un tocco a muro, Pastorello ammette il tocco. 10-7. Sempre Brumatti in battuta. Palla su Bisoffi, si danno fastidio Leonardi e Lunardi. Morgio può solo appoggiare di là. Pezzotti va dietro da Cicolini, tenuta da Gomiero. Bisoffi trova questo colpo in diagonale. Snidero non attenta in difesa, si fa sorprendere. 10-8. In battuta per le ospiti l'opposto Morgia. Brumat, Pezzotti va da Snidero ma trova il muro di Pastorello che le chiude la strada.
10-9. Sempre Morgia in battuta. Urbinati in ricezione un po' abbondante. Cerca di aggiustare la palla a Pezzotti, ma essendo in seconda linea le viene chiamato fallo. Sempre Morgia in battuta. Brumati in ricezione, Pezzotti va in 4 da Snidero. Bel colpo sulle mani del muro di Leonardi. Colpo lungo verso 6. 11-10 in battuta Grego. Battuta si ferma sulla rete. 11 pari. Battuta per l'Ipag col numero 16 Bisoffi. Urbinati in ricezione, Pezzotti va da Snidero. Attento stavolta al muro di 90. 11-12 più 1 per le ospiti. Battuta sempre Bisoffi. Battuta corta per lei, in difficoltà Brumat e Urbinati. Nardini può solo appoggiare di là, Gomiero sceglie il pallonetto ma tenta Pezzotti. Snidero cambia colpo ma trova Bisoffi ben piazzata. Si va qui in posto 4 da Gomiero, ben tenuta da Ciccolini e Nardini. Di nuovo da Gomiero, cambia colpo ma Snidero è attenta. Pezzotti va dietro da Ciccolini, palla un po' attaccata che cerca di aggiustare. Morgia da seconda linea viene tenuta da Brumat. Pezzotti va di nuovo da Snidero. Altra azione lunga fra le due squadre. Ottimi interventi in difensivi su entrambi i campi. Snidero cercava le mani del muro ma purtroppo non le trova. 11-13 per le ospiti e coach Pasqualino Leone chiama il time out. Sestetti in campo, sempre Bisoffi in battuta, Urbinati, Pezzotti va di nuovo da Snidero. Leonardi in 4 da Gomiero. Spinge questo pallonetto ma esce lateralmente. 12-13. Doppio cambio nelle file della Job Group. Esce Ciccolini, entra Bertot. Esce Pezzotti ed entra Bovolo. Portot, servizio Lunardi in difficoltà. Leonardi appoggia per Gomiero. Attenta a Brumati in difesa. Portot da palla a Snidero. Bel colpo, mani fuori. 13 pari. Sempre Bortotti in battuta. Gomiero. Leonardi chiama Pastorello in fast, bella difesa di Bortot. Di nuovo Gomiero, attenta a Brumazzo, questo tocco muro delle sue compagne. Bortot da palla
a Snidero che può solo appoggiare di là. Bisoffi dalla seconda linea, tenuta. Tamborino da palla a Bovolo. Un po' abbondante questo bugger di alzata di Tamborino. 13-14 più 1,90. Battuta a Pastorello. Tiene in ricezione Snidero, Bortot va da Bovolo. Ultima questo colpo di Bovolo. La difesa di Gomiero esce di un non nulla. 14 pari. Battuta a Snidero. Bisoffi. Leonardi per gamba lunga. Bortot anche in questa situazione era un po' più corta, gamba lunga. Ne approfitta con un colpo lungo verso il posto 1. Battuta per 90 su 14-15 la regista Leonardi. Palla che tocca al nastro, attenta Nardini che viene chiamata da Bortot, ma Leonardi attenta sul suo primo tempo. Va a segno Morgia con questo colpo tra posto 1, tra posto 5 e 6. 14-16, doppio vantaggio per le ospiti. Battuta sempre Leonardi. Bortozzi affida a Bovolo. Viene chiamata fuori questo attacco. Secondo time out per le padrone di casa. 14-17. Sestetti di nuovo in campo, sempre Leonardi in battuta. Urbinati un po' in difficoltà in ricezione. Pezzotti cerca di... Scusate, Bortot cerca di rimediare, ma la palla esce. 14-18 più 4. Sempre Leonardi in battuta. Rubinati, Bortot va in 4 da Brumat. Spinge questo pallonetto cercando le mani, ma esce completamente la palla. Viene chiuso il doppio cambio. Sempre Leonardi in battuta. Palla tocca al nastro, Daniela è attenta, viene chiamata in fast. Tenta 90, Murgia cambia, ma Daniela fa un'ottima autocopertura. Snidero da palla a Brumat. Bel colpo di Alessia, questo verso il posto 6. 19-15. In battuta Nardini. Bisoffi in ricezione Leonardi. Primo tempo per gamba lunga, pallonetto.
mette fuori tempo la difesa della Job Group. Battuta a Gomiero, tiene Snidero, Pezzotti va dietro per Grego, sbaglia completamente il colpo Grego, 15-21. Sempre Gomiero in battuta. Ace per lei sulla zona di conflitto tra Snidero e Brumat, 15-22. Sempre Gomiero. Pezzotti va in 4 da Brumat, viene tenuto a muro, Grego dà di nuovo palla a Brumat, Gomiero è attento in difesa, Leonardi va da Bisoffi, colpo in diagonale verso posto 5, 15-23. Battuta sempre Gomiero. Palla esce, 16-23. Battuta a Pezzotti. Altro errore in battuta, palla abbondantemente fuori. 16-24, primo set ball per 90. Altro errore in battuta, stavolta nelle file di 90. 17-24, altro set ball per 90. In battuta Brumat. Ricezione di Gomiero, Leonardi va da Bisoffi, è tenuta in difesa. Pezzotti va da Snidero, Bisoffi attenta, Leonardi va dietro da Morgia, fermata a muro da Grego, 18-24, battuta sempre Brumat. Bisoffi in difficoltà, Leonardi la chiama in attacco, piazza il colpo, ma attenta Tamborino, Pezzotti va dietro da Cicolini, Lunardi attenta, Leonardi torna da Bisoffi, viene chiamato fallo di 4 tocchi, 19-24, ancora Brumat per la Job Group, viene chiamato un time out da 90.
6 set in campo per questo quinto set. Palla alle padrone di casa, in battuta con Snidero. Palla che esce, primo punto per 90. Battuta a Morgia. Pezzotti va dietro da Nardini, ma è attenta a Bisoffi, a muro. 0-2. Sempre Morgia in battuta. Palla stavolta si ferma sul nastro. 1-2. E in battuta Nardini. Bisoffi in ricezione, Leonardi di seconda. Trova impreparata la difesa della Iop Group. Battuta Bisoffi. Urbinati in ricezione, Pezzotti va in 4 da Brumat, ma trova il muro composto di Pastorello e Leonardi. Primo time out sull'1-4. Stetti in campo, sempre Bisoffi in battuta. Tiene Snidero in ricezione, Pezzotti va da Brumat, altro muro su Brumat. Di nuovo battuta per Bisoffi, 1-5 per 90. Palla corta per lei, Pezzotti va in posto 1 da Cicolini, altro muro per 90 e altro time out. Bisoffi, Pezzotti di nuovo da Cicolini, Leonardi va in 4 da Gomiero, palla piazzata ma è attenta a Urbinati. Brumat può solo mettere la palla di là, Leonardi va dietro per Pastorello in fast, bel colpo lungo tra 5 e 6. 1-7. Cambio per la Iop Group, esce Brumat e entra Bovolo. Battuta sempre Bisoffi. Snidero per Pezzotti, bel colpo questo in diagonale di Bovolo. 2-7 in battuta Pezzotti.
danno fastidio Lunardi e Bisoffi. Gomiero piazza il colpo, aggiusta come può Pezzotti e Bovolo possono mettere di là in bagger. Attenta stavolta Tamborino sulla fase di Pastorello. Bisoffi in difesa, Lunardi va da Gomiero, Pezzotti apre per Bovolo, bel colpo questo in diagonale di Bovolo. 3-7. Battuta di nuovo Pezzotti. Palla che scende, Bisoffi in difficoltà, Bovolo appoggia abbondante, Pezzotti manda la palla di linebacker, pallonetto di Pastorello, Tamborino va da Ciccolini, palla che passa sopra le mani del muro senza che venga toccata. 3-8. In battuta Pastorello per l'Ipag. Palla lunga, lascia scorrere Snidero giustamente. 4-8. Bovolo in battuta. Gomiero, Leonardi va di nuovo da Gomiero, bel colpo in diagonale. 4-8, 4-9. In battuta la regista Leonardi. Tiene Bovolo in ricezione, Pezzotti va in 4 da Snidero, passa sopra il muro verso posto 1. 5-9. Battuta a Grego. Palla lunga verso Gomiero, Leonardi va in 4 da Morgia, tenuta in difesa da Bovolo, colpo alto di Snidero sulle mani di Gomiero. 6-9, meno 3. Si rifanno sotto le ragazze della Job Group. Bisoffi in ricezione, Leonardi va dietro da Gomiero, la palla un po' attaccata, la giusta come può. Pezzotti va di nuovo da Snidero, tenuta. Leonardi di nuovo dietro da Gomiero, bel muro questo di Snidero e Nardini. 7-9, meno 2. Le ragazze hanno riaperto questo quinto set. Sempre Grego, Leonardi va col suo centrale, la palla non era irresistibile ma la difesa era ferma. 7-10, battuta Gomiero. Urbinati tiene Pezzotti, va dietro da Ciccolini, bella palla di Ciccolini, lunga tra posto 5-6. 8-10, sempre meno 2. Battuta Ciccolini.
Lunardi in difficoltà, Gomiero alza per Bisoffi, attenta Muro, Pezzotti, Nardini si va dall'altra parte da Murgia che si avvede della mancanza della copertura di Tamborino e chiude con un pallonetto. 8-11, battuta a gamba longa. Tiene Bovolo in ricezione, Pezzotti va dietro da Nardini. Pasticciano un po' Bisoffi e Pastorello. Nove 11. Snidero in battuta. Gomiero in ricezione, Pastorello viene tenuta a muro da Nardini, appoggia Snidero. Pezzotti va da Bovolo che viene tenuta da Lunardi. Leonardi va da Bisoffi, tenuta da Nardini e Pezzotti. Viene lasciata senza muro Bisoffi su questa palla un po' corta dell'alzata dalla sua compagna. Trova un bel colpo piazzato verso 1. 9-12. Battuta Morgia. Pezzotti va da Bovolo. Bel colpo di Bovolo. Cambio in battuta, entra Bortot per Nardini. 10-12. Gomiero possono. La sola appoggiata di qua viene chiamato un fallo a rete di Pezzotti, probabilmente scendendo da muro ha toccato la rete. 10-13. Bisoffi in battuta. Pezzotti va di nuovo da Bovolo, Bisoffi attenta, Lunardi da palla Gomiero che piazza la palla, Pezzotti va di nuovo da Bovolo, da un posto 4 all'altro, Pezzotti prova a tenere la palla ma viene fischiata invasione a Bovolo. 10-14, primo match ball per le ospiti. Pezzotti va di nuovo in 2 da Bovolo, Gomiero è attenta, Lunardi chiama Bisoffi. Pezzotti si affida a Cicolini che viene toccata a muro. Leonardi di nuovo da Gomiero, altra difesa. Cambia colpo Bovolo, chiedeva un tocco a muro ma l'arbitro non è d'accordo. Si chiude qui l'incontro sul punteggio di 10-13 per l'IPAG 90 e sul punteggio di 2-3 sempre per le ospiti. Prossimo incontro per la IOP Group è in trasferta contro l'Isuzu Serea al 23/4 alle 20:30. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata.